Un tiro di Ajoak nei primi minuti dell'incontro regala 3 punti importantissimi all'Enna, che così accorcia le distanze dal capolista Akragas. Chi si attendeva una gara a senso unico in favore della compagine ennese si è sbagliato di molto. Il Gela ha combattuto sino al 90° minuto e proprio in zona i Cesarini, una pericolosa deviazione del portiere ennese Caruso, ha evitato la spartizione dei punti. A questo punto si ricombatte la classifica, che vede in testa sempre l'Akragas con 45 punti, inseguito dall'Enna con 44. Sotto il Pro Favara con 38, poi segue ancora Don Carlo Misilmeri 36 e quindi Mazzara 32. Cambiando di categoria, quindi occupiamoci di prima categoria girone A, una Empedoclina tonica, forte in ogni reparto e cinica quanto basta, ha superato in trasferta un Riesi reattivo che ha tentato in tutti i modi di fermare la capolista del girone. Padrone di casa in vantaggio con Stolireu che pregusta la vittoria. Prontissima la replica a Granata, che raggiunge il pari con Bambà e poi vince la partita con Sicurella. Vince anche l'Atletico Favara, che supera con il più classico dei risultati il Branciforte. Vantaggio dell'esperto Mariano Cordaro della Pro Favara e raddoppio di Terranova. Gara è rinviata invece a mercoledì prossimo tra Campobello e Sant'Anna Enna. In classifica generale aumenta il vantaggio dell'Empedoclina sulle seconde, che adesso è di ben 12 punti, mentre si fa sempre più serrata la lotta per la migliore posizione possibile in seguito per conquistare la griglia playoff. Coinvolto anche l'Atletico Favara, distante appena 3 punti. Nel prossimo turno torna a giocare al Collura l'Empedoclina, che ospita la Sommatinese, mentre l'Atletico Favara sarà di scena al Valentino Mazzola di San Cataldo contro la locale Master Pro. Infine lunga trasferta per il Campobello dedicata in quel di Nicosia.